Allora, vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Cerchiamo di evitare questa zona che è praticamente plurica di nemici. Ok, usciamo da questa parte, sempre in completo silenzio. Attenzione, questo deve essere mezzo ubriaco. Vediamo se è vivo. Questo è morto, maledizione. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Ah, questa deve essere una specie di miniera. Segnaliamo anche quest'altro. Ah, quello deve essere un altro VIP. Molto bene, ecco che si intrufola addirittura nella sua abitazione. Ciao amico, come va? Vediamo un po', questa deve essere una specie di miniera. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Un ambiente completamente nuovo, Vediamo. Ah, altri soldati. E un altro VIP. Perfetto, abbiamo individuato tutti i potenziali nemici, quindi adesso dovremo solo capire come farli fuori. Allora, vediamo un po' se possiamo raccogliere innanzitutto qualcosa in questo bel, come dire, questo bel baule. Allora, innanzitutto vediamo di far fuori qualche ragazzone che ci sta appunto sulle scatole, che potrebbe darci problemi. Vediamo un po', qua c'è qualcuno. Maledizione, sarà abbastanza difficile ucciderli furtivamente. Allora, vediamo un po'. Eccolo, mi sembra che quello da quella parte è un pochino isolato. Mettiamoci appunto vicino a questi scogli. Eccolo qua, carichiamo la nostra freccia. Pronti alla testa. Fuoco! Beccato! Ok, probabilmente non hanno sentito niente, dobbiamo cercare delle prove appunto sul suo cadavere, quindi è meglio essere più rapidi possibili. Eccolo qui il nostro amico, vediamo se ha qualcosa, vediamo di saccheggiare il suo cadavere, ha qualcosa, rivista e altri 21 dollari. Niente. Niente, maledizione, è stato appunto del tempo buttato, però vedete un po' l'arco, io lo considero una delle armi migliori appunto all'interno di tutto Far Cry 3, proprio perché grazie a esso abbiamo compiuto la maggior parte delle nostre uccisioni e soprattutto in completo silenzio. Potete vedere che ancora nessun uomo si è accorto della nostra presenza qui e soprattutto, come dire, il cadavere del nostro amico non lo troveranno perché ovviamente si ritrova nell'erba. Allora, eccone un altro, perfetto, vediamo di lanciare una bella freccia da questa zona, ovviamente i cecchini dalla parte sinistra non lo noteranno. Vieni qua, amico mio, beccati questo. Perfetto, addirittura sono perforanti queste frecce, gli hanno penetrato il giubbetto antiproiettile. Allora, vediamo che cosa ha questo nostro amico, attenzione, sempre in silenzio. Vieni qua, bello, vediamo se hai qualcosa di importante per noi. Funghi allucinogeni, probabilmente quelli che abbiamo preso nelle prime missioni. Speriamo che l'altro abbia qualcosa. E infatti speriamo che il nostro ultimo bersaglio abbia qualcosa di più importante. Ancora al piano superiore, vediamo di farci nuovamente queste scale. Deve essere dall'altra parte, quindi vediamo di passare di qui, vediamo di passare davanti ai nostri cecchini. Di merda. E dire che ne ho visti di posti del cazzo. Hai proprio ragione. Hai ragione, amico mio, guardate come erano combinati in faccia, proprio completamente dipinti, sembravano degli indigeni. Mamma mia. Vediamo se possiamo arrivare al piano superiore. Mi sa che da questa zona non possiamo salire. Volevo proprio passare dal lato della natura in modo tale da essere più coperto possibile, ma mi sa che dobbiamo passare esclusivamente dalle scale. Andiamo. Oh, probabilmente vedranno il cadavere. Maledizione, si sta avvicinando il cecchino. Si sta avvicinando il cecchino. Saliamo al piano superiore, non siamo stati noi. Si è infilato la freccia da solo nel petto, quindi è morto da solo, tranquillo, lasciatelo lì. Allora, vediamo un po' dove è l'ultimo bersaglio. Ah, cosa avevo io come quarta arma? Vediamo un po'. Ah, l'MP5, questo piccolo mitragliatore. Meglio l'arco però, vedete un po' come siamo più silenziosi. E immediatamente nella miniera il nostro amico continua a camminare. Ci sono 2 bersagli però da far fuori, maledizione. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Eccoci. Proviamo ad attirare da questa parte il bersaglio, la guardia, in modo tale da ammazzarla. Vediamo un po'. Maledizione, è molto lontana. Vediamo se possiamo attirarla da questa parte. Proprio quel casco che ha sulle orecchie non gli fa sentire nulla. Avanti, amico mio, girati, fai 2 passi. Ole, finalmente. Vediamo un po' se si avvicina. Eccolo. Vediamo se fa questi 4 passi in avanti. Mi sa che quell'elmetto della seconda guerra mondiale che ha in testa non gli fa sentire appunto niente. Proviamo con un ultimo sasso. Niente, dobbiamo ucciderlo, ragazzi. Sono 2 davanti a noi, quindi magari con 2 frecce potremo cavarcela nella maniera migliore. Ok, proviamo da questa parte. Attenzione a non fare movimenti sospetti. Ok, eccoli. Attenzione. Niente, amico, sono qui, sto cercando qualcosa a terra. Vai dall'altra parte. Molto bene. Vediamo di farlo secco. Beccati questo! Ah, vieni qua, amico mio. Probabilmente non hanno sentito niente, però è meglio muoverci per sicurezza. Vediamo che cosa ha dentro. Barra di cioccolato. Nota appuntamento. Non è l'elenco, ma cos'è? Una nota? Una nota? Vediamo un po', probabilmente abbiamo concluso la missione. Lascia la zona, andiamocene il più velocemente possibile, che appena adesso arrivano i minatori ci scopriranno di sicuro. Oh! Fatti i cazzi tuoi, recluta. Come mai ci stavano guardando, maledizione? Forse perché stavamo correndo o qualcosa del genere. Meglio abbandonare la zona e non pensarci. Maledizione, ci stanno incrociando, sono proprio sulla nostra via. Proviamo da questa parte.
Maledizione, non voglio che il Big Jim si metta contro di me. Ecco le nostre scale, perfetto. Eccoci, vediamo di lasciare questa dannata zona. Dobbiamo arrivare dall'altra parte della montagna dove ci sono quegli alberi, maledizione. Vediamo un po'. Perfetto, possiamo procedere di qui. Benissimo, allora, vediamo un po'. Perfetto, in completo silenzio. Ah, maledizione, forse mi sono fatto un po' male. Ah, il pollice, maledizione. Ah, perfetto, andiamo. Un drago di Komodo. Vediamo di lasciarlo qui dentro perché potrebbe essere molto pericoloso. Avete visto anche nelle missioni di caccia precedenti. Allora cerchiamo di non affrettare il passo perché i nostri amici potrebbero insospettirsi. Vediamo cosa c'è qui dentro intanto. Per adesso tutto liscio come l'olio. Abbiamo avuto solo un attimino di terrore, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ok, possiamo accelerare il tutto. Vediamo di ragionare sulle nostre note appunto vicino a questa scogliera. Allora vediamo quante frecce abbiamo ancora disponibili. Probabilmente ne avremo 20. Ok, vediamo di salire sulla scogliera. Avanti, perfetto. Vediamo cosa c'è qui intorno. Ah, perfetto, ok, successo, triplo gioco. Sam, sono stato al tempio. Ho seccato i 3 tipi. Ma non hai l'elenco. Che mestizia, ya. sì, ma ho trovato una nota. Dice che si trovano tra un paio di giorni. Sembra importante. Allora l'elenco sarà al ritrovo. Sono di nuovo felice. Nel frattempo, dovrai sistemare una cosuccia per Hoyt. Vuoi venire con me? Certo. Wunderbar. Ci troviamo alle piantagioni. Devo risolvere un problema. Molto bene, allora a quanto pare non abbiamo trovato proprio quello che cercavamo, però dobbiamo incontrare Sam alla piantagione, forse ha qualcosa per noi. Vediamo un po' dove lo ritroviamo il nostro amico. Vediamo un po', non è molto lontano, è a circa 800 metri. Perfetto, ne abbiamo fatti 2000 a piedi con il sederone ustionato. L'abbiamo fatto anche, attenzione, con la macchina mezza distrutta, dopo aver anche messo sotto una guardia. Penso che 800 metri sia un tiro di schiocco per noi. Quindi andiamo, vediamo un po'. Questa zona, maledizione, è oscurata dalla nostra torre radio. Vediamo se possiamo andare da questa parte. Benissimo, la piantagione deve essere proprio da quella parte. L'ultima volta che sono andato nella piantagione, vi ricordate, abbiamo distrutto il tutto con lanciafiamme. Speriamo che ci sia una cosa identica a essa, ok? Dobbiamo ripercorrere nuovamente la strada al contrario. Comunque potete vedere quanto siamo stati efficaci. Adesso devo vedere un po' di convertire qualche motolob e anche qualche granata in una freccia speciale, perché probabilmente fra un paio di giorni dovremo scontrarci in maniera consistente con Hoyt e con tutta la sua mandria di soldati. Ok, vediamo che cosa vuole il nostro Sam. Probabilmente si ritroverà qui. Attenzione, calma. Proprio questi dannati pirati qua, come dire, questi mercenari non guardano niente, proprio vanno dritti nella strada, anche se si trovano un'altra macchina di fronte. Allora, queste devono essere le piantagioni. Vediamo di distruggere. Andiamo. No, maledizione. Volevo fare tipo nei film che si distruggono le barricate con la macchina, invece no, niente, siamo rimasti un pochino così stupiti. Allora, 100 metri altro bersaglio, ecco le piantagioni. Perfetto, vediamo se c'è qualcosa. Mahina Plantation, Hydrant Farming. Benissimo. Allora, vediamo dove si ritrova il nostro amico. Deve essere appunto ai piedi della nostra collina. Vediamo. Ah, questa deve essere una specie di serra, qualcosa del genere. Il fucile del presidente ce l'abbiamo? Benissimo, perché è importantissimo. Eccolo qua. Allora, incontriamolo. Amico mio, cosa hai da dirmi? I pirati attaccano le piantagioni di Hoyt. Hanno piazzato bombe. Noi le leviamo. Ok. Pronto? Blitzcrank. Blitzkrieg! Dici davvero? Non ho capito. Che dobbiamo fare, maledizione? Vediamo un po', dobbiamo rimuovere delle bombe. Vediamo, segui Sam nella zona della bomba. Stiamo attenti perché potrebbe essere una zona piena di pirati. Quindi vediamo di agire in completo silenzio, di ricaricare tutte le armi, fucilone di precisione. Molto bene, siamo completamente pieni di munizioni. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Hanno combattuto. Yeah. Hoyt manderà i cani a ripulire i corpi. Va bene. Io penso alla bomba. Coprimi! Vediamo dov'è la bomba. Perfetto, deve essere proprio qui dentro. Ah, avanti, mamma mia. La sai disinnescare, amico mio? Forza, datti da fare, maledizione. Segui Sam nella zona della bomba. Ci stanno seguendo. Maledizione, eccone uno. Beccati questo. Dove vuoi andare? Vediamo un po' di essere competitivi con il nostro arco. Eccone un altro. Beccati questo. Vieni qui, amico mio. Dove volete andare? Qua c'è Toro seduto. Siamo degli indiani veri e propri. No, no! Maledizione. Dove sei? Vieni qua, bello. Eccone un altro davanti a noi, ore 12. Beccati questo. Perfetto, lo seguono anche dal lato sud. Vediamo un po'. No, 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 no. Eccoli. Maledetto. Maledetto. Eccolo, deve essere qui dentro. Vediamo un po'. Eccolo. No, maledetto. Vieni qua. Maledizione.
maledizione. Proprio combattiamo come dei veri e propri indiani, con coltello, tomahawk e addirittura il nostro arco. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Guardate, Pelatone che non è altro, sembra Hitman in persona. Vabbè, guardatelo bene anche come corre, sembra Hitman uscito dal videogioco. Allora, vediamo, ci devono essere anche altre bombe. Altre bombe, il tempo è contro di noi, altri soldati davanti a noi, eccone uno. Ore 12, fai fuoco amico mio, hai quel mitra davanti a te. Un altro Hitman. Becca di questo in quella capocciona pelata. Ce n'è un altro, ce n'è un altro. Dov'è maledizione? Deve essere dall'altra parte. Vediamolo. Dov'è? 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 Maledetto. Dov'è? Mi prendi in giro. Maledizione. Ah, è il piano di sopra. No. Becca di questo. Attenzione, ce n'è un altro dall'altra parte. Meno male che abbiamo il nostro giubbetto. Olè. Attenzione, ne arrivano altri. Ne arrivano altri, non l'ho notato. Eccolo. No, l'abbiamo mancato, maledizione. Becca di questo. Dannazione. Ole! Maledizione, dobbiamo prendere qualcosa di più competitivo. Prendiamo il nostro fucilone di precisione. Ecco di questi, abbiamo fatto saltare una gamba, mamma mia. Ok, una bella siringa. Arrivano, arrivano. Non c'è più tempo per l'arco. Non c'è più tempo per l'arco. Tattica John Rambo. Vieni qua, amico mio. Eccolo un altro davanti a noi. Vieni, bello. Perfetto, ci sparano dalle montagne, maledizione. Fuoco di soppressione. Ok. Vediamo un po', ce ne sono altri. Probabilmente hanno finito. Oh! L'artiglieria pesante! Arrivano, arrivano, arrivano! Maledizione! Ci fanno secchi qua, ragazzi. Maledizione, ci fanno secchi. Vieni qua, bello. Questo bel fucilone. Vieni qua, il fucilone delle spie. Questo è perfetto. Ok. Detti. Siamo completamente circondati. Abbiamo qualche bella bomba. Le piantagioni. Vediamo di far saltare tutto in aria. Maledizione, maledizione. Via, 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 via. Eccolo. Maledetto, abbiamo finito i proiettili. Vieni qua. No, 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 no. Vieni, bello. Con il nostro tomahawk. Indiani veri e propri. Eccone un altro. No, 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 no. Deve essere qui dietro. Attenzione. Vieni qua. Perfetto. Allora, vediamo un po' che abbiamo fatto. Ovviamente sempre la nostra benda nel braccio sinistro sopra la maglietta. Benissimo, attenzione. Un altro cecchino, vieni qua. Vuoi andare? Allora, mi sa che abbiamo finito i colpi. Vediamo di recuperare qualche altro fucile. Saccheggiamo. Aspetta, mio amico mio, un attimo, fammi recuperare i fucili, se no come ti proteggo? Vediamo. AK-47, vecchia guardia. Vediamo. Procediamo, amico mio. Fucile del presidente. Abbiamo anche l'autografo sul fucile. Presidente Roosevelt. Allora, vediamo come siamo a frecce. Solo 7 più quella appunto sulla corda. Maledizione, ne abbiamo 8. Uno davanti a noi. Oh! Maledizione. Questo ci fa male, questo ci fa male. Maledizione, maledizione. Dove vuoi andare? Qui è arrivato il nostro Hitman. Vediamo un po'. Cosa c'è qui intorno? Allora, mi sa che dobbiamo creare qualche cosa. Preparazione, vediamo se possiamo creare qualche kit medico. Maledizione, abbiamo terminato tutte le nostre medicine. Allora, vediamo se possiamo creare magari qualche freccia molto più particolare. Nelle frecce speciali c'è qualcosa, vediamo. Freccia infuocata, possiamo fare delle frecce esplosive. Benissimo, creiamone ben 2. Allora, mettiamolo nella sezione della freccia esplosiva. Molto bene, creiamone 2. Molto bene, una granata ce la lasciamo nelle mani, così magari per evenienze molto più complicate. Allora, ripuliamo questa zona. Ehi, dove vuoi andare? Bello. Allora, l'ultima bomba è qui. Questa zona deve essere molto più complicata delle altre. Maledizione. Oh, qua c'è qualcosa di interessante. Vediamo un bel RPG. Arrivano. Vediamo dove sono. Vieni qua, amico mio. Mamma mia, che botti. Perfetto, proviamo dall'altra parte. Un altro bel razzo, lo volete? Vediamo un po' dove siete. Oh, mamma mia. Guardate un po', eccoli lì. Siamo completamente circondati. Vediamo se ce ne sono altri. Beccati questa, amico mio. Perfetto, abbiamo terminato i proiettili. Ancora ne abbiamo un paio. Vediamo dove si avvicinano questi maledetti. Attenzione, qua saltiamo in aria. Prendiamo il fucile del presidente. Qua c'è l'anima del nostro presidente. Dove sei, amico mio? Dove sei? Beccati questo. Maledizione. Aia. Prendiamo la nostra mitragliera. Andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto, andiamo, ce ne sono altri. Molto bene, molto bene. No, 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 no. Maledizione. Vi voglio far entrare qui dentro, che io ho un bel fucilone per combattere corpo a corpo. Venite avanti, venite. Vieni qua, avanti, entra qui dentro, amico mio. Queste belle cartuccione qua davanti a noi. Dove siete? Vieni qui. Perfetto, mi sa che ne sta arrivando un altro. Attenzione, eccolo. Oh, no, 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 no. Vieni qui. Un elicottero? Dannazione. Ecco qua proprio. Tiralo giù. Come lo tiro giù un elicottero, maledizione? AK-47 ce l'abbiamo. Ecco, abbiamo un RPG ancora. No, 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 no. Maledetto. Perfetto. Dov'è l'elicottero, maledizione? Eccolo qui davanti a noi. Fermati, amico mio. Fermo. L'abbiamo preso.
maledizione, mi sa che non l'abbiamo beccato. Abbiamo l'ultimo proiettile, anzi l'ultimo proiettile, l'ultimo razzo. Disinnesca, amico mio, quanto ci vuole, maledizione? Come facciamo a buttarlo giù? Vediamo dov'è l'elicottero. Avanti, avanti, dov'è, maledizione? Vediamo. Eccolo, oh, maledizione. Però gettare gli elicotteri non è mia abilità. Vediamo dov'è. Eccolo. Ah, maledizione. Dobbiamo recuperare qualcosa di diverso. Vediamo il nostro fucile da cecchino se possiamo ammazzare qualcuno. L'abbiamo preso! Perfetto, abbiamo ucciso il pilota. Uno dei due piloti, però attenzione che ci hanno ammazzato. Vediamo di recuperare le forze. L'abbiamo ucciso! Wow! Col fucile di cecchino, da cecchino abbiamo preso appunto il nemico, proprio il pilota. Ma credevo che negli elicotteri ci fossero due piloti. Però, vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque. Wunderbar. Dico a Hoyt che mi hai dato una mano. Dovrebbe ungere gli ingranaggi. Mi serve sempre l'elenco. A proposito, ho avuto un'idea sull'elenco. Forse nella colonia mineraria, nella gola. Ok, do un'occhiata. Non dimenticare di fotografare. Abbiamo la reflex, amico mio, tranquillo. Allora, successo, situazioni esplosive. Vediamo dove è finito l'elicottero. Mamma mia, che volo che ha combinato. Allora, esplora l'isola, vai alla gola quando sei pronto. Molto bene. Allora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, attenzione, qui c'è un bel Big Jim. Vediamo di controllare sotto il suo vestito che cos'ha, con l'ana roditore, una bella granata, perfetto. Allora, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay tramite un voto o un commento. Allora, vediamo un po' di dare una bella occhiata alla nostra mappa, soprattutto capire dove si ritrova la gola. Allora, fatemi sapere quindi che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ci becchiamo all'interno dei prossimi gameplay, ragazzi, nell'analisi della nostra gola. Ciao a tutti!